Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Era acceso, vero? Oggi ci dobbiamo affidare alla tecnologia. Allora, ripeto, benvenuti a tutti. Ho piacere appunto di dare il benvenuto, anche se oggi è una giornata appunto che ricordiamo un caro amico che è recentemente scomparso, Francesco Cassandro. Io ho un bellissimo ricordo di lui perché abbiamo condiviso la 9ª legislatura, quando presidente del Consiglio era Clodoaldo Ruffato, e vedere anche tante persone qua che ho rivisto mi pare di tornare appunto a quella epoca, perché direi che è un'epoca, visto e considerato che sono passati non tanti anni, però sono successe parecchie cose. C'è stato un cambiamento, vorrei dire, proprio generazionale della politica in questo palazzo, e credo così io di essere, molte volte mi dicono che io sono un po' diciamo un ponte tra il vecchio e il nuovo, forse è proprio così, perché conosco molto quelli che erano la generazione passata, che chiaramente ho sempre piacere di vedere, di incontrare, e la vedo sempre molto attiva, ma anche la nuova generazione della politica, che è una generazione completamente nuova. E quindi Francesco Cassandro rappresentava proprio un valido giornalista, un interprete di quella classe politica che è così studiato, così scritto. Vorrei ricordare che l'ultima volta che è stato qui a Palazzo Ferrofini è stato un anno fa, quando venne ricordato il 60° anniversario della riforma scolastica, che aveva visto come, diciamo, protagonista l'allora ministro Luigi Gui, e fu anche quella una pagina bellissima, interessantissima, perché proprio attraverso proprio l'esempio di Francesco Cassandro si portava a conoscenza, soprattutto delle giovani generazioni, questi personaggi che hanno fatto tanto per l'Italia, per il Veneto, e che ahimè molte volte vengono dimenticati. E quindi noi dobbiamo cercare lo sforzo nostro, perché io, è vero, mi sono definito il ponte, però mi considero più diciamo della prima parte del ponte, cioè di quelli che cominciano ad avere una certa età. Dobbiamo avere proprio questo culto della memoria, e credo che appunto, anche se purtroppo queste persone ci abbandonano così improvvisamente, noi dobbiamo sforzarci appunto nel coltivare la memoria, e proprio questo dobbiamo fare anche nei confronti di Francesco, perché sì, se n'è andato, però lo dobbiamo tenere vivo. Questa è un'operazione che credo che tutti noi dobbiamo fare nei prossimi anni, perché in modo che il suo pensiero appunto venga ricordato in modo perenne. Oggi coordinerà i lavori un vecchio amico, che anche lui è stato così un protagonista di quella 9ª legislatura, perché è Walter Gatti, che allora era il capo ufficio stampa di questo Consiglio regionale, che invito qui a prendere la parola e a coordinare i lavori. Grazie. Bla bla bla. Allora, ringrazio il dottor Valente, ringrazio tutti quelli che sono presenti. Un pochettino io sono in difficoltà. Commemorazione di Francesco Cassandro. Checco non avrebbe mai, credo, voluto un titolo così, non dico retorico, ma così paludato. Ce lo ricordiamo tutti, lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto bene. Io personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Cassandro quando dalla bassa dalla Lombardia mi sono trasferito
sul Padovano, e i giornalisti prima di tutto incontrano una comunità professionale quando si trasferiscono. Io mi sono trovato negli anni 90 a incontrare a Padova un piccolo gruppo di giornalisti molto differenti tra di loro: Francesco Iori, Paolo Possamai, Toni Grossi e Checco Cassandro, e in una qualche maniera mi sono trovato all'interno di una rete di relazioni, di rapporti con colleghi che avevano uno stile, una cultura, una capacità di approfondimento critico, un approfondimento da uomo di cronaca, da cui io ho imparato francamente tantissimo. Checco aveva uno stile tutto suo, tutto particolare, assolutamente non sparato, molto puntuale, molto minuzioso, e credo che in una qualche maniera questo è quello che io personalmente ricordo di lui. L'ultima volta che l'ho visto è stato circa un mese prima della sua dipartita da questa nostra pianeta Terra, in un ristorante. L'avevo visto benissimo, mi aveva accennato di un libro che aveva concluso da poco, con una persona, scritto con una persona a cui stamattina daremo la parola, ma le mie parole, le mie, finiscono qui. È stato un collega da cui soprattutto in termini di stile giornalistico io ho imparato. Altri probabilmente sono stati molto più amici suoi, e tra poco qualcuno ce lo ricorderà anche da questo punto di vista, però noi oggi stiamo ricordando una persona e un collega che un piccolo segno ha lasciato, e come diceva il dottor Valente cerchiamo di mantenere viva non soltanto la memoria di quello che ha fatto, ma proprio la memoria di quello che lui di come lui in una qualche maniera ci ha contagiato a raccontare la realtà. Io adesso chiederei a Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio, oltre che assessore per un certo periodo qui in Regione Veneto, che è anche la persona che ha suggerito questa nostra mattinata, di poter prendere la parola. E raccontarci un pochettino il motivo che ti ha spinto a convocarci qui oggi. Beh, il merito non è solo mio, è di Dario che è qui presente, è di Paolo Feltrin, con i quali abbiamo condiviso questa iniziativa, perché si pensava, anzi, e poi è anche l'Ordine dei giornalisti che ha sollecitato a fare questo incontro per ricordare, allora commemorare no, ricordare Francesco. Hai fatto una gaffa, non sono mai stato assessore, perché qualcuno potrebbe tagliarti la gola, ma questa è la realtà. Ecco, sono stato presidente della commissione agricoltura qui al Ferro Figli. Non nego che sono emozionato a parlare di Francesco qui in questo luogo, in Consiglio regionale, dove si è sviluppata al massimo la nostra collaborazione. E sì che sono emozionato. Ecco, poi è bello dire o cercare di dire o di far conoscere Francesco, perché Francesco a tutto tondo penso che non l'abbia conosciuto nessuno, perché era poliedrico, era di tutto e di più, e sono sicuro che anche se lui sta guardando dall'altra parte indietro, è qui che ci guarda, che è qui presente assieme a noi. Per me è stata una persona eccezionale, come dicevo, in parte ancora da scoprire. Lo stiamo facendo tutti assieme, mettendo assieme i vari tasselli che ognuno sta portando. Un professionista serio, preparato, competente, una penna felice per me, perché è sempre stato in grado di esprimere in modo semplice e di farsi comprendere. Questo non è una dote da poco. Un uomo rispettoso, affidabile, rigoroso, tutto da un pezzo. Un amico veramente sincero e disponibile. In quello che io adesso dirò c'è molto di personale. Posso dire, anzi mi azzardo a dire che in parte sono state le nostre due vite parallele, e anche perché sono certo di essere tra i primissimi ad averlo conosciuto. Pochi lo sanno, noi ci siamo trovati per caso
ancora bambini, a 11 anni, a scuola assieme, in prima media, nella stessa sezione, però non a Pionca o a Santa Giustina, al mitico Barcon di Tiene, che per chi non lo sapesse era allora il seminario vescovile, seminario minore della diocesi di Padova. Credo che entrambi non sapessimo neanche cosa fosse la vocazione, ma difatti presto abbiamo abbandonato quella strada e qualche volta siamo andati a vedere il Barcon di Tiene e ci chiedevamo, ma ti capito a vocazione? E cosa sia? Cioè, e cosa sia? Cosa ieri? Vabbè. Però credo che abbiamo sempre ricordato, dovete pensare solo che lì, allora i primi anni, eravamo alle medie, quando si pranzava e si cenava, un refettorio di 500 bambini, cioè muti, in silenzio, perché c'era il lettore che leggeva il libro. Ecco, per entrambi è una cosa che raccontarla adesso sembra di essere in qualche gulag, ma insomma così era effettivamente. Ma credo che per entrambi, quello sia stato un periodo che ha contribuito alla nostra formazione. Successivamente per diversi anni poi non ci siamo più rivisti, e sì, eravamo entrambi amministratori comunali, militavamo nello stesso partito, la DC. Abbiamo sentito prima che, traparlando, Francesco era anche delegato dei giovani della DC, ma non ci frequentavamo. Ci siamo poi ripresi, il primo vero contatto è stato con le votazioni politiche del 1992, e qui entra in campo anche Walter Gatti, e entrambi eravamo nello staff elettorale di Stefano Berni, che contro ogni previsione arrivò primo nella circoscrizione 1 o 2, non mi ricordo cos'era, ecco, 1 con 42.000 voti, se non sbaglio, sbaragliando il campo. Ecco, da allora, ed in particolare dopo Tangentopoli e l'avvento di Berlusconi, è stato un continuo crescendo di rapporti e di collaborazioni, con l'apparizione anche nel frattempo di Paolo Feltrin, ecco, e un'escalation di campagne elettorali condotte assieme. Quando parlo adesso di tutte queste cose, c'entra a pieno, a tutto tondo, anche Vittorio Casarin, perché la collaborazione tra me, vita amministrativa assieme tra me e Vittorio è iniziata nel 1980, l'altro ieri, ecco, e ci frequentiamo ancora. Allora, poi comincia appunto questa serie di impegni elettorali regionali. 1995, Vittorio viene candidato nella lista di Forza Italia in quota UDC e risulta il primo degli eletti della lista. Abbiamo fatto una campagna elettorale in modo artigianale, non so adesso neanche che Facebook, che TikTok, che Instagram, gli era solo da imbustare. Questo era importante. E visto il risultato, Vittorio è entrato nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, allora, se non sbaglio. Poi il vero e proprio esplosione l'abbiamo avuta con le provinciali del 1999, una campagna molto dura, intensa, in cui Vittorio Casarin ha trionfato su Tonino Ziglio contro ogni previsione. Nello stesso anno, anzi nella stessa campagna, abbiamo anche sostenuto Giustina Destro, che in pratica ha sconfitto Zanonato nelle votazioni amministrative del Comune di Padova. Ancora campagne elettorali nel 2000, vedete che sono tutte, eccetto una, vincenti, perché effettivamente avevamo a che fare con dei maestri. Regionali 2000, viene eletto, sostenuto da noi, Luigi Peloso, presidente di Confartigianato. Nel 2004 c'è la grande riaffermazione di Vittorio, che vince il ballottaggio contro Frigo, e nel 2005 inizia l'avventura del sottoscritto, la prima candidatura, primo degli eletti in Forza Italia, e per questo nominato presidente della quarta commissione.
Nel 2010, nuova avventura elettorale, sempre con il sottoscritto, grandissima campagna elettorale, primo nella lista di Forza Italia e nominato Presidente del Consiglio. L'ultima campagna elettorale che abbiamo fatto assieme, diciamo, non è stata una sconfitta, è stata una bella esperienza, che è stata alle europee del 2014, un partito, un'aggregazione che era l'NCD, nella quale si partiva perdenti in partenza. Comunque è stata un'esperienza bellissima, tanto che quello slogan ideato, pensato a suo tempo da Francesco, che era diventato il mio slogan dei cartelli dappertutto, che era Europa sì, ma non così, l'ho visto 15 giorni fa nei cartelli dei manifestanti, degli agricoltori che manifestavano a Bruxelles per sostenere il settore agricolo. Europa sì, ma non così, è ancora di attualità e di moda dopo 10 anni, pensate voi. La campagna elettorale, come sapete, perché qui non ci sono dei profani, era sempre ed è sempre un grande impegno organizzativo per tutti, ma la scelta per me più difficile era quella di presentare e comunicare nel migliore dei modi il candidato, fare presa sull'elettore con le parole giuste, gli slogan più incisivi, le foto più accattivanti. Ecco, Francesco aveva la sensibilità, ma proprio innata, ti capiva al volo, di leggere dentro ciascuno di noi, di ciascun candidato, e di valorizzare al massimo le nostre caratteristiche. Questa era una delle qualità sue che pochi altri avevano. Ricordiamo che in questo periodo, tra una campagna e l'altra, cioè dal 99 al 2009, è stato anche responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Padova e poi della provincia di Padova, sicché non si è fatto mancare nulla. Per non dimenticare poi, sempre in questo periodo e negli anni anche successivi, il grande impegno profuso e il contributo notevole che ha dato all'Associazione Realtà Veneta. Qui c'è Sandro Benato che è presidente, eccolo lì. Nella preparazione dei convegni, nella ricerca dei relatori, in modo particolare nell'organizzazione del grande e mai dimenticato meeting di San Zeno di Montagna, per anni un appuntamento politico da fare invidia sicuramente ai quei congressuncoli di partito dei nostri giorni. Scusatemi il termine. Ecco. Un'ultima cosa che ci accomuna riguarda tutto il periodo dal 2010 al 2015, votazioni regionali, però c'è una cosa che volevo dire. Nel 2010 vengo eletto per la seconda volta in Consiglio regionale, sono il primo degli eletti nella lista di Forza Italia e tutti si aspettano, me compreso, data anche la mia specifica competenza e il risultato elettorale, di essere nominato assessore all'agricoltura. Ecco, ma purtroppo la poltrona riservata nell'ambito della giunta a Forza Italia a Padova era già occupata da qualcun altro che era stato paracadutato direttamente da Roma e a me viene offerta, diciamo, la poltrona di Presidente del Consiglio regionale. Un ruolo che non ritenevo affatto adatto alle mie caratteristiche, poco operativo, e poi un sacco di discorsi da fare, di rappresentanza, di andare in giro. Parlo con alcuni amici e confido anche a Francesco le mie perplessità, come era ovvio. E lui mi dice, se non te accetti, te Simona, scusa i termini, ecco, non te che ancora capio quante robe che te puoi fare e mi te dago una mano. Ecco. Allora mi sono convinto, ho accettato e per 5 anni abbiamo collaborato insieme in Consiglio regionale, lavorando a stretto contatto.
è stato, traducendo anche lui, come ho detto prima, nell'interpretare le persone aveva anche la capacità di tradurre con immediatezza le idee, i pensieri, cioè quello che tu avresti voluto dire negli interventi che dovevi fare. E diciamo che è stato per 5 anni la mia sicurezza, la mia garanzia. Vorrei usare un termine moderno, ma magari non vorrei essere mal interpretato. È stata la mia intelligenza artificiale, usando i termini oggi che vanno di moda, però con la differenza che aveva un'anima e molto viva e un grande cuore. Non si contano gli interventi che mi ha preparato, dal primo in aula al momento dell'elezione, quelli delle visite pastorali qui di 2 patriarchi, Scola e poi Moraglia, quando è stato nominato qui nella Patriarca a Venezia, quelli celebrativi dei 150 anni dell'Unità d'Italia, a cominciare da quello che è diventato famoso come evento nella inaugurazione dei 150 anni, il Consiglio straordinario al Bo, all'Aula Magna del Bo di Padova. Davvero tantissimi e nelle occasioni più disparate. Io credo che le rassegne stampa che sono raccolte qui, i vari video filmati, saranno testimoni per sempre anche dell'attività di Francesco in Consiglio regionale. Francesco però non era solo lavoro, né tantomeno era un tipo serioso, barboso, tutt'altro. Era una persona simpatica, divertente, di compagnia, piena di ironia e di autoironia, cui piaceva la buona tavola, un buon bicchiere di vino, da cui trarre ispirazioni, soprattutto nel tarda ora, magari se era un Amarone o un Valpolicella, lo gradiva tantissimo, fumando un sigaro e con un caffè finale, che però fosse buono. Grazie. Scusa, un'ultima cosa, io ho un debito nei suoi confronti, uno dei tanti, e cercherò di portare a termine. Aveva iniziato a scrivere qualcosa di cui ero un po' il soggetto, ora devo portarlo a termine. Avremo modo per rivederci. Grazie. Grazie Presidente Ruffato. Credo che il Presidente ci ha portato all'interno dell'aspetto, tra virgolette, di maggiore attività di comunicazione politica e istituzionale di Francesco Cassandro, ma ci tocca anche cercare di capire dal di dentro qual è stato un pochettino il suo contributo dal punto di vista del suo stile giornalistico, della sua attività giornalistica. Da questo punto di vista chiedo al collega Tiziano Graziottin di poter prendere posto al microfono. Tiziano ci racconterà sia la persona che il collega Checo Cassandro. Grazie, sono Tiziano Graziottin, sono del Gazzettino, quindi sono stato a lungo collega di Francesco, attualmente lavoro all'ufficio capi redattori. Clodovaldo si è concentrato molto sull'aspetto anche del legame di Francesco con la politica, io da giornalista cercherò di invece andare sulla parte appunto sul taglio più giornalistico dell'attività di Francesco. Vi prego di scusare errori e omissioni, come sempre quando si cerca di tirare le file, di sintetizzare una vita e un impegno così corposi si rischia di dimenticare qualcosa, però insomma questo è quello che ricordo io, e anche insomma che poi ho recuperato, perché a un certo punto ci eravamo anche persi di vista. Clodovaldo ha sottolineato una parola che io ho come seconda dei miei appunti: poliedrico, ed è veramente l'elemento essenziale. Un giornalista poliedrico con tante esperienze e tante sfaccettature. Ognuno qui lo ricorderà per un ruolo in cui lo ha conosciuto e apprezzato, ma questi ruoli effettivamente sono stati molti. Dunque faccio proprio a volo d'angelo una brevissima cronistoria. Nato a Vigonza 16 luglio 1952, morto, come sappiamo, improvvisamente domenica 11 febbraio a 71 anni. Nascita a Vigonza.
Lo sottolineo perché partire dalla provincia per uno che vuole fare il giornalista è un po' più complicato che partire dalla città, perché sei il riferimento, lui era della sua zona, l'Alta Padovana, io ero a Montebelluna, un po' quasi negli stessi anni, e però appunto il giornalista di provincia, il giornalista del piccolo comune, non di Padova, non di Treviso, non di Mestre, per mettersi in mostra deve fare qualcosa in più, perché il giornalista del grande centro va alle conferenze stampa, fa le grandi cose, invece il giornalista che parte dalla provincia deve tirare fuori le notizie, c'è il collega che alla mattina ti chiama dalla sede centrale dicendoti cosa hai oggi o cosa ha tu oggi, come vogliamo, e appunto e là quindi ci si mette subito in gioco, perché la bravura è tirar fuori le notizie e saperle scrivere. Ed evidentemente Francesco ha saputo bene, a 21 anni comincia a scrivere per 7 Giorni Veneto, dal 78 corrispondente per l'Alta Padovana dell'Eco di Padova, erano altri anni pazzeschi se ci pensiamo, riferiti a oggi, poi arrivò il Mattino, c'era il Diario, insomma una vitalità dei giornali, e questo ha comportato che tanti giovani hanno potuto entrare nella professione, cosa che adesso avviene con grande difficoltà. E quindi lui dall'81 comincia la collaborazione col Gazzettino, fino all'assunzione nell'87 con direttore Giorgio Lago, un grande giornalista, un grande direttore, che noi diciamo giornalisti non più di primo pelo diciamo del Gazzettino ricordiamo con affetto, e veramente lo ricordiamo come un gigante rispetto ad altre persone. Cronista politico in anni burrascosi, diciamo quindi tra il 90 e il 2000, vi ricordo nel 92 la rottura di Giaretta con i socialisti, dentro gli ex comunisti del PDS, i primi rifletti della stagione di Tangentopoli e col crollo della Prima Repubblica, e ne scriverà un libro, tra l'altro, 2 in realtà, ma insomma Cronache di una rivoluzione, fu certamente all'epoca anche molto apprezzato. Io lo ricordo proprio in questi anni, perché lui seguiva la politica alla bianca a Padova e io lo facevo a Treviso, e tra l'altro avevamo anche un ruolo parallelo anche in ambito sindacale, perché lui a un certo punto fu presidente dell'Associazione della Stampa Padovana, io ero presidente dell'Associazione Stampa Trevigiana, e quindi insomma eravamo in un contatto frequente, soprattutto in sede regionale. E diciamo in questi 10 anni Francesco ha dato, giornalisticamente parlando evidentemente, il meglio di sé sul piano proprio di giornalista di un quotidiano, e ricordo la stima che all'interno del giornale c'era per questa figura, che insomma interpretava così bene e con uno stile, come è stato sottolineato, proprio, particolare, all'insegna del misunderstanding, e non quindi con un giornalismo urlato che va di moda oggi e che sembra quasi mettere il professionista che scrive davanti alla notizia, cosa per me assolutamente insopportabile. E io credo che noi giornalisti dobbiamo essere parte terza rispetto alla politica come rispetto, e non esserne protagonisti, e lui, devo dire, questo lo interpretava bene. Sul piano delle collaborazioni, poi quando ha chiuso l'esperienza col Gazzettino, diciamo lasciandoci orfani è il termine, nel senso che lui ha seguito la sua strada, ma sicuramente al giornale avrebbe avuto una bella carriera davanti, e quindi ricordo che fu un po' spiazzante, fu uno insolito, uno shock che lui avesse preso questa strada, ma evidentemente anche come ha tracciato giustamente Clodovaldo, evidentemente lui sentiva anche qualcosa dentro in questo senso, era un contributo che voleva dare, e quindi giustamente ha fatto una scelta di vita e di carriera ben precisa.
È stato ricordato l'incarico di capo ufficio stampa del comune di Padova e poi in provincia, ma ricordo anche la collaborazione con Paolo Feltrin, con il professor Feltrin alla redazione del piano strategico della provincia. Però è rimasto anche sempre giornalista, diciamo, non vicino alla politica, ma giornalista a tutto tondo. Ricordo le esperienze l'esperienza al giornale di Vicenza, ne ho parlato proprio col collega Ario Gervasuti, che lavora con me nell'ufficio capiredattori del Gazzettino e che era direttore al giornale di Vicenza in quegli anni, parliamo di 2017-2020, e aveva pubblicato questa serie di interviste con una rubrica che si chiamava Veneti d'oggi, molto, molto apprezzata, e che poi ha raccolto le migliori in un volume che si intitolava C'è sempre una storia. E effettivamente lui, attraverso queste interviste, di fatto raccontava una storia, ed era un libro che ho avuto modo di vedere, ed era effettivamente molto, molto piacevole. Ricordo sempre molto a volo d'angelo, dal 2008 al 2016 ha guidato il Campo San Pierese, che era il mensile della Federazione dei Comuni. È stato a lungo, come non ricordarlo, collaboratore della Difesa del Popolo, e credo che meriti un approfondimento breve, perché non voglio portarvi via troppo tempo, la sua attività di scrittore, ovviamente spesso legata a Padova. Ne parlavo prima con un amico della centralità di Padova, clamorosa centralità di Padova di quegli anni, però appunto con un respiro sempre ampio tra nord-est e ambito nazionale. Aveva fatto rumore il suo libro, ricordo, Il tram a Padova, con le polemiche peraltro ormai del tutto sopite. Poi ricordo Il coraggio della politica, Luigi Gui, che lui aveva conosciuto proprio da delegato dei giovani DC, praticamente ventenne, ed è stato un incontro che, insomma, come quello con Clodovaldo Rufato, non lo ha mai di fatto, lo ha sempre portato nel cuore e nella mente. Poi ancora Un miracolo chiamato Nord-Est, Quel mattino sulla strada di Tobruk, che era, se ricorderete, il racconto della vicenda vissuta da Gianluca Salviato, e poi il commovente, come non ricordarlo, Profumo di Mughetto, legato, scusate, alla figura di Leda, la sua compagna per 43 anni. Ha fatto un bellissimo articolo Nicoletta Cozza, che lo conosceva bene, sul Gazzettino, perché lui in questo libro proprio il filo rosso è dove sei finita. E giustamente Nicoletta nel suo pezzo, bellissimo, ripeto, chapeau, come si suol dire, si augura che appunto quel dove sei finita adesso si siano effettivamente reincontrati. Nel 2023 ha presentato in anteprima, proprio in consiglio consiglio regionale, Luigi Gui, il ministro della scuola media gratuita e per tutti, e avrei dovuto presentare proprio personalmente, infatti questa è una cosa che mi ha lasciato effettivamente sotto shock. Ha fatto proprio un libro che si intitola In scienza e conoscenza, scritto a quattro mani con il sindaco di Cavallino, Roberta Nesto. Mi era stato chiesto di presentarlo a metà aprile a Mestre, e poi mi è arrivata questa telefonata assolutamente spiazzante. Insomma, sapete, poi purtroppo è andata come è andata. Concludo qui questa mia carrellata, volutamente molto solo per punti e molto legata all'aspetto giornalistico, perché volevo proprio tornare a quello da cui siamo partiti e che ricordava anche Clodovaldo, cioè la poliedricità di una persona con tanti interessi, mai legata a uno schema, che sapeva cogliere tutti i punti di un puzzle. Io dico sempre, quando vado a parlare nelle scuole o all'università con i ragazzi che vogliono fare questa professione, badate che la notizia è come un cubo di Rubik, cioè non fermatevi alla faccia iniziale, cercate sempre di vedere le altre facce, e lui questo oggettivamente sapeva farlo benissimo, e quindi concludo dicendo semplicemente un vero giornalista. Grazie.
Grazie Tiziano. Al di là di questo poderoso excursus, credo di dover sottolineare soprattutto una cosa. Quando Tiziano ha detto che la notizia viene prima del cronista, credo che abbia ricordato una delle leggi che purtroppo negli ultimi tempi un pochettino si vanno infrangendo dentro il nostro mestiere, per cui l'autoreferenzialità viene prima della realtà. Ecco, Checco probabilmente questo non l'ha mai dimenticato. Sono stati citati in due momenti diversi sia il professor Feltrin che il sindaco Roberta Nesto, che abbiamo qui in prima fila, quindi a questo punto io chiederei prima al professor Feltrin, se la cosa non crea scompenso, chiederei prima al professor Feltrin, in quanto più anziano soprattutto, di poter prendere la parola, anche perché anche il professore, che sono stato veramente lieto stamani di rivedere dopo qualche tempo, ci porterà il contributo di una sua relazione personale, chiaramente professionale e umana con Checco. Intanto grazie dell'invito, parlerò meno ovviamente, anche perché è utile che ci sia anche qualche altra testimonianza. Ho già fatto l'intervento in chiesa, no? E quindi non ripeterò le cose dette lì, se non per un punto iniziale, e cioè c'è una differenza fondamentale, appunto, lo abbiamo sentito da Clodovaldo, tra le amicizie giovanili, quelle che durano una vita, in cui si sa tutto di tutto, no? Vita, morte e miracoli, morose, competizioni, no? E a cose di questo genere, e le amicizie maschili adulte, che sono soprattutto amicizie di lavoro. Insomma, io ho conosciuto Francesco nel 99 con Casarin, no? Piano strategico, campagne elettorali, eccetera. Quindi aveva già 47 anni. Io sono del 53, ne avevo 46, siamo coetanei, quindi ora due cose solo, poi se ci sarà l'occasione ho scritto quella riflessione. Le amicizie giovanili le vedete molto nei film americani, no? Valga per tutti i cacciatori. In realtà è un film sull'amicizia maschile giovanile, no? Le amicizie maschili di lavoro, non ci si conosce tra le famiglie, non si sa niente di mogli, figli, sono basate tutte sulla relazione di lavoro. E attenzione, funzionano tra maschi, perché se ci sono le donne di mezzo è sempre un problema, c'è sempre qualche no, misunderstanding, qualche equivoco, insomma, no? Sono cose leggermente diverse, ecco. E le caratteristiche di queste relazioni di lavoro, avevo accennato, sono tre, tutte e tre erano caratteristiche, sono già state ricordate di Francesco, soprattutto in quel lavoro particolare che è il lavoro di staff, no? Che è un lavoro di cui si sa poco, no? Però, insomma, dietro a qualsiasi personaggio pubblico, nell'ombra c'è qualcun altro. E attenzione, il lavoro di staff è anche diverso dal lavoro di dirigente. Anche quello è importante, in una pubblica amministrazione, che sia un comune, una regione, il governo, ci sono i dirigenti e poi c'è lo staff, no? Che si occupa appunto. Ecco, ci sono tre caratteristiche che ricordavo in quell'occasione di un buon operatore di staff. La prima caratteristica è la lealtà, cioè sei a conoscenza di 1000 cose, non puoi fare giochini, cioè per 1000 ragioni vivi con il tuo presidente, il tuo sindaco, chiamatelo come volete, il tuo ministro, vivi con quel personaggio lì, tutto il contrario di tutto, se gli senti dire tutto, se cominci a parlare sei finito.
attenzione che molti chiacchierano invece. Ecco, invece la lealtà è la prima caratteristica fondamentale. La seconda caratteristica che si chiede a un uomo di staff, a un collaboratore di staff, è stato detto molte volte qui, è la cura. Le cose devono essere perfette, devono essere fatte nel tempo giusto, nella dimensione giusta, perché sennò immediatamente il leader fa brutta figura. Ne vediamo anche in questi giorni. Cioè tu esci, dici una sciocchezza, no? E immediatamente il responsabile è l'uomo di Stato. Ecco, quindi la cura è essenziale in questi lavori. E anche questa, Francesco, era uno, l'abbiamo sentito anche adesso. C'è una terza caratteristica dell'uomo di staff, raramente sono donne, ma insomma, qualche volta c'è anche qualche donna. La modestia. Cioè, per definizione l'uomo di staff deve stare un passo indietro. Cioè, guai se pretende anche solo di farsi vedere, no? Di farsi fotografare, no? E avanti così, no? Cioè, non è lui. Il primo attore della scena deve essere i vari Casarini, i vari Ruffato, i vari Zaia, chi volete, eccetera, eccetera, però non puoi essere tu. E allora, se uno non ha questa modestia, lo vediamo con alcuni uomini di staff contemporanei, immediatamente inciampano. Chi si ricorda del portavoce di Salvini? No, quello che gli curava. Ecco, d'accordo? No? Cioè, era lui, non era Salvini. Ecco, immediatamente è caduto a Verona, se vi ricordate, no? In una festa, eccetera, eccetera. Ecco, altre due osservazioni che riguardano appunto questa parte di lavoro. Ecco, anche in Regione Veneto in questi 50 anni ne sono passati a decine di uomini di staff, uomini di comunicazione, segreteria, no, capi di gabinetto. Allora, due sottolineature. La prima è che di questa si perde la memoria, quindi ricordarli, l'ha detto il segretario, ricordarli non è solo, come dicevo, una forma di ringraziamento, ma è anche un modo di fare storia delle istituzioni. Cioè non esistono solo i politici, i presidenti, ci sono anche i tecnici. Anche perché a volte questi tecnici, a volte può capitare che abbiano anche successo politico, che hanno questa caratteristica, fanno i giornalisti, fanno gli uomini di staff e poi magari emergono. Pensate a Letta Senior, no Letta Junior, Letta Senior. No, ecco, la sua biografia nasce come giornalista, poi come uomo di staff, poi eccetera, eccetera. Pensate a Tajani, no? O a Veltroni o a tanti altri, cioè esiste questa dimensione, questa varia dimensione. Ci sono due caratteristiche, quindi andrebbero ricordati di più, sia i dirigenti degli assessorati, del Consiglio regionale, eccetera, eccetera, sia appunto gli uomini di staff. Hanno due caratteristiche diverse, qui mi fermo. I dirigenti, la loro capacità è quella di mettere in opera le idee. Se non c'è qualcuno che le mette in opera, il politico parla a vanvera. Chiacchiera, ma non combina niente. No? E metterle in opera vuol dire saper spendere bene i soldi. Un bravo dirigente è quello che ha questa capacità. No? Ha un budget, lo conosce fino in fondo, sa come usare, conosce le leggi, le regole, eccetera. La moneta con cui valutarlo e come ha speso bene i soldi. Ecco, l'uomo di staff, il giornalista, il rappresentante, è quello che ha la capacità di saper usare un'altra moneta che conta in politica, che è il consenso.
saper dire guarda che questa è una cavolata perché perdi consenso. Guarda che questo avrà un impatto sull'opinione pubblica negativo o positivo. No. Guarda, ecco, come solito io faccio il professore, quindi, nei manuali americani il compito di dirigente è quello di realizzare output, cioè prodotti, output. No? Il compito dell'uomo di staff, del giornalista, del capo ufficio stampa è quello di garantire l'outcome, cioè l'impatto positivo sull'elettorato. Non c'è solo l'au per le cose ben fatte, ma c'è anche la percezione che il pubblico, l'opinione pubblica, gli elettori, chiamateli quei che volete, hanno di questo. Ora, essere in grado di manovrare queste due leve, tenendo conto dei personaggi politici che hanno a disposizione, sono le grandi qualità di un uomo di staff. Francesco lo era e in 1000 occasioni lo ha dimostrato. Grazie. Grazie professore. Leale, intelligente, capace di guardare all'impatto complessivo. In una qualche maniera l'intervento del professore si collega con ciò che Clodovaldo ci ha raccontato della visione di uomo di comunicazione pubblica, però io adesso chiederei al sindaco Roberta Nesto di poterci raggiungere e così come aveva fatto poco fa Tiziano, di in una qualche maniera inglobare tutto questo all'interno di una relazione personale, visto che, ricordiamolo, l'ultimo libro che Checco ha scritto, l'ha scritto proprio con il sindaco. A lei. Grazie e buongiorno a tutti. Io ho conosciuto Francesco nella primavera dell'anno scorso, del 2023, e quindi una conoscenza tardiva rispetto a quella di Valdo piuttosto che a tanti di voi. Ma oserei dire intensa. E anche molto particolare, perché vi sembrerà strano, ma non abbiamo parlato di politica. Forse una volta, forse, ma per sbaglio e durante abbiamo fatto qualche pranzo piacevolissimo, allora mi chiedeva cosa stavo facendo, mi raccontava, mi dava dei consigli. Però se non è stata una volta sono state 2 al massimo. E abbiamo parlato del mio lavoro, quindi è stata una cosa nuova per lui, nuovissima per me, nel senso raccontare a un giornalista la mia vita professionale. E poi a un certo punto, perché intanto ho incontrato Francesco, allora ho letto C'è sempre una storia. Ho detto bellissimo, chissà che non abbia voglia di scrivere le mie storie, perché ogni volta che un cliente, mi capita molto spesso, in questi anni di professione faccio l'avvocato e spesso mi occupo di storie dolorose, o anche di storie significative, a volte anche con lieto fine, ma insomma, allora gli racconto che tutti i miei clienti o tanti dicono: avvocato, bisognerebbe scrivere questa storia perché potrebbe essere utile agli altri. E questa frase mi ritorna negli anni, ormai anch'io comincio a diventare un po' grande, non vecchia, ma grande, ecco, e quindi insomma leggo questo libro e cerco di capire chi conosce Francesco, e ho trovato un po' di persone, tra cui Guido, che conosceva Francesco. Anzi, forse sei stato tu, Guido, a suggerirmi quel libro, se adesso ricordo, per raccontarla proprio per bene, e mi è piaciuto tantissimo. A quel punto lo incontro e mi piace Francesco perché ha una caratteristica che pochi hanno: guardano negli occhi quando ti parlano, ti guardano negli occhi e gli occhi parlano, per cui insomma non solo la parola, che è importantissima, ma anche quello che tu trasmetti con tutto il non verbale, con i tuoi occhi. E quindi mi è piaciuto molto la persona. E poi Francesco mi ha fatto scoprire che qualcosa so scrivere. Non è cosa proprio banale, perché la mia laurea in giurisprudenza mi faceva supporre che qualcosina so parlare, quando parlo di certi argomenti, qualcosina, e che so anche scrivere un atto giudiziario, un atto giuridico, un parere, una lettera a qualche mio collega, eccetera. E scopro che so anche un pochino scrivere, ma me l'ha fatto scoprire lui, perché io gli ho detto: io ti mando il materiale,
tu lo scrivi e dopo casomai me lo fai vedere. Sì, è stato così, inizialmente è stato così, gli mandiamo audio, scritti, lo chiamavo, insomma è stato, non sono stata una stalker, però insomma ci siamo stati un po' nella primavera, ci siamo sentiti parecchio, visti relativamente poco ma sentiti parecchio. E alla fine, quando mi mandava i pezzi, io integravo, mettevo alcune storie le ho scritte interamente io, alcuni passi del libro, quindi è stato veramente un lavoro a quattro mani che mi ha dato una grande soddisfazione. La soddisfazione più grande è che lui mi ha fatto scoprire qualcosa di me che non conoscevo, perché è una persona che riesce, quindi mi ricollego anche a quello che diceva Paolo adesso, no? Cioè la persona che valorizza al massimo chi ha davanti, no? L'intervistato. E noi avevamo lo scopo di valorizzare al massimo, dico noi, io e Francesco, lo scopo che avevamo è quello di valorizzare al massimo queste storie. Perché effettivamente, e adesso stiamo presentando il libro, e dopo magari vi racconto di una cosa che è successa lunedì scorso, e quello che emerge è che sono storie di vita che servono agli altri. Quindi vuol dire che abbiamo fatto un gran lavoro utile, che era quello che volevamo. Come uscire dalle storie storte, questo è il sottotitolo del suo titolo. Il titolo l'ha scelto Francesco, io non ci ho messo naso perché mi è piaciuto tantissimo e ha rispecchiato quello che io gli avevo raccontato. Quindi, abbiamo cominciato a presentarlo. Credo che questa foto sia della presentazione di dicembre, perché aveva questo meraviglioso maglione rosso che mi ha colpito molto. Io ero tutta in blu nero, non so, ecco, e lui in rosso. Bello il messaggio anche del... E così questa foto a me piace molto, con il suo quaderno di appunti, e mi ha fatto delle domande imbarazzantissime, per cui insomma mi ha intervistato lui, ha continuato a intervistarmi. È stata una bellissima serata e dovevamo presentare questo libro e stiamo continuando a presentarlo, quindi ricordiamo Francesco, ricordiamo il suo lavoro e penso che tanti leggendo questo libro comincino veramente, chi non l'ha conosciuto, a conoscerlo. E sono serate meravigliose perché c'è un po' di commozione, perché un po' di commozione c'è sempre, però la cosa anche bella è che parliamo di lui, parliamo di questo lavoro fatto assieme e lo sentiamo presente. Ognuno di noi crede, non crede, si fa una sua storia. Io credo che dopo, se uno è religioso non lo è, cioè ognuno sceglie la sua strada. Io sono convinta che le persone a noi care rimangono con noi e quindi in altra forma, e perciò ce lo sentiamo qui oggi. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora, la tempistica ci dice che abbiamo, credo, ancora una decina di minuti approssimativamente, e allora io adesso vorrei chiedere se qualcun altro vuole portare un contributo. Credo, Presidente Casarin, che un paio di minuti di ricordo di Francesco Cassandro ce li devi, e penso che tu possa aggiungere qualcosa di vita vissuta per tutto il periodo che hai condiviso con lui. Sì, anch'io mi sento emozionato nel ricordare Francesco, che abbiamo passato parecchio tempo assieme, e credo che la cosa che mi appassionava era la sua flemma e questo humor inglese sottile, sempre tra il malizioso e divertente, e che prendeva sempre le cose con garbo, senza drammatizzare, e quindi era una persona che aveva delle doti eccezionali. E una di queste l'ha sottolineato prima Paolo, la modestia, perché pur avendo dei doni che pochi hanno, era sempre dietro, non prevaricava, anzi tante volte evitava anche delle occasioni proprio per non mettersi in mostra. E Francesco era una penna eccezionale, voi l'avete detto, tanto che io quando dovevo fare, quando ha fatto l'ha detto stampa,
e dovevo fare degli interventi. Più che interventi io di solito andavo a braccio, ma mi faceva una traccia, oppure dovevo uscire nei giornali. E ti dico, quando le davo l'input, aveva una capacità di interpretare il tuo pensiero e la tua, diciamo, modo di vedere le cose, che se l'avessi scritta io, a parte che letteralmente sono una sciappa, come si suol dire, piuttosto se mi date i numeri mi diverto un po' di più. Ecco, lui sapeva interpretare il tuo pensiero e scriverlo, che tante volte dicevo, cazzo, guarda, meglio di così neanch'io l'avrei scritto, sul serio, guarda. E ti dico che le varie sedute che abbiamo fatto, Paolo, quando ha accennato il famoso piano strategico, Paolo, che abbiamo consumato qualche salame a casa mia con qualche boccale di vino. Ecco. E lui era piacevole, la compagnia, aveva sempre quelle freddure che qualche volta dovevi anche pensarci su. Ecco, a proposito del piano strategico, Paolo, mi fa piacere che tutti quei ragionamenti che abbiamo fatto con lo staff, il gruppo di lavoro, adesso a distanza di 25 anni il nostro sindaco di Padova ha scoperto il GRA, che serve fare l'anello su Padova. Cioè, 25 anni dopo, anche in regione, sai, abbiamo dei ritardatari. Porca puttana, abbiamo fatto, ripeto, una pianificazione. Siamo in diretta online, ma c'è Sì? stata un'interferenza a un certo punto. No, abbiamo fatto una programmazione, vi ripeto, dal 2000 in poi, e che è di notevole attualità anche oggi, ma perché si doveva fare prima, insomma, e quindi in tutti i campi. E il fatto della capacità di mettere insieme uno staff che abbia i numeri, adesso io qua vedo alcuni amici, tipo il mio capo gabinetto, Fausto Martini, Cappellaro, Bernardoni, ma con il riferimento primo che era Feltrin, cioè abbiamo rivoluzionato una provincia. E lui aveva questa dote di esaltare ciò che noi elaboravamo. In particolare, come diceva prima Valdo, nelle campagne elettorali, cioè questi spot che potevano entrare, che entravano, molto incisivi, non è da tutti. E lui sapeva cogliere anche quali fossero più di altro diciamo, i messaggi per poter appunto fare presa sull'elettorato e quant'altro. Quindi è stato un grande amico che ho apprezzato tantissimo. Anzi, ho invidiato qualche volta la sua penna, perché la moglie diceva, è inutile che scrivi, impara da Francesco. Dico, se non so buono scrivere bene, che cazzo te fa? No? Ecco, questo, quindi per me è un ricordo, adesso, e con la moglie che tante volte, insomma, mi fermavo a prendere un caffè là da loro, e lui era un consigliere eccezionale, perché con il suo modo così, perché vagava e faceva 100.000 ipotesi, però tra quelle c'era quella anche la soluzione giusta. Quindi è stato un piacere che avete organizzato qua questo momento, con il quale abbiamo fatto una riflessione su un amico sincero, e mi fa doppiamente piacere perché ritornare dopo 25 anni su questo palazzo, ecco, che ho un bel ricordo, perché io ero segretario del Consiglio per 4 anni, poi il nostro Galan mi ha costretto a correre per la provincia nel 99 e ho lasciato il cuore perché sinceramente pensavo di correre per perdere, porca puttana abbiamo vinto. Bit.
Ecco, e Paolo sa perché abbiamo fatto una corsa contro la sinistra che aveva governato per 4 anni, no? E quindi aveva messo tutti i paletti di qua in consiglio. A parte che siamo arrivati anche in ritardo per non so quale motivo, e l'amico Galan, l'amico tra parentesi, che doveva venire ad aprire la mia campagna elettorale al Super Cinema di Padova, ecco, tu ti ricordi bene, no? Sai chi è venuto? È venuto Fini è venuto, ecco. E ho detto, beh, corriamo per perdere, siamo contenti, abbiamo vinto. Beh, grazie di nuovo. Grazie Presidente. Allora, io adesso, anche un pochettino per concludere, chiederei ad Alberto Cassandro, che è chiaramente il figlio di Francesco, se vuole portarci un saluto nei tempi, nei modi e nei contenuti che lui ritiene. Prego Alberto. Sì, grazie. Allora, intanto ringrazio Vittorio Casarin perché ero un po' ansioso e preoccupato di venire su questo palco, però mi ha alleggerito in questi ultimi minuti e quindi mi ha dato un po' la forza, perché per me è veramente molto difficile, perché lo tengo ancora vivo, quindi intanto ringrazio chi ha organizzato questa cosa, perché mi fa vedere la parte istituzionale, la parte politica, la parte professionale di mio padre, perché per me è sempre comunque resta mio papà, mio padre. E come ho detto quando ho fatto il funerale, io mi trovo di fronte a un grande problema, perché io qui sto seppellendo un grande professionista, un grande giornalista, ma sto anche seppellendo mio papà, e io ho sempre trovato un contrasto su queste cose che mi ha creato un po' di ansia. Noi ci siamo visti, ci siamo ritrovati in questi ultimi anni, perché lui è stato inizialmente operato nel 2015 perché aveva dei problemi al pancreas, eccetera, passati. Subito dopo si è ammalata mia mamma, e mia mamma è venuta a mancare nel 2019. Erano legatissimi e per lui è stato un colpo fortissimo. Io da quel momento, dal 9 marzo 2019, vivevo fuori casa, sono tornato immediatamente a casa perché sapevo che non ce l'avrebbe fatta a passare il momento, perché era veramente forte. Quindi è da 5 anni praticamente, perché sono passati 5 anni da pochi giorni, che ho avuto l'esperienza di conoscere mio papà in un modo in cui non avevo mai conosciuto prima. Cioè, nel senso, conoscerci a questa età, io ho 45 anni, lui ne ha 70-71 quando è venuto a mancare, ci siamo dovuti confrontare da uomini e abbiamo cercato di passare questa tempesta che ci è arrivata addosso. E io credo che, oltre al Covid che avete passato anche voi, quindi ha aumentato tutto quanto, ci ha creato un legame che prima comunque non avevamo, questo lo devo dire, e lo sa anche lui. Cos'altro devo dire? Lui comunque ha lottato fino agli ultimi anni, si è tirato su, ha usato la scrittura come non poteva fare in altro modo, perché era quello che sapeva fare meglio. Infatti in casa mi dava qualche problema a fare altro, ma questo è un altro discorso. Lui si sfogava e faceva per la scrittura, quindi ha scritto i libri e soprattutto ha scritto Profumo di Mughetto per mia mamma, proprio per cercare di passare questo momento, ed era riuscito a farlo. Adesso, come testimonia la sindaca e tutto quanto, lui stava lavorando, lui era attivo, lui voleva fare, aveva una gran voglia di fare, e non che non gli mancasse mia mamma, perché mia mamma gli mancava ogni giorno, però era riuscito ad andare oltre a questa cosa qui. Quando è mancata mia mamma lo sapevamo già da un mese, perché ce l'avevano detto. Quando è mancato mio papà è stato un giorno. Pensavo di essere preparato e invece no. Però insomma lo ringrazio perché mi ha dato, e credo che vi abbia dato anche tanto nella sua vita. Ci siamo confrontati tanto, quest'estate siamo andati al mare insieme, abbiamo camminato insieme, abbiamo ricordato i bei tempi. E sul dubbio se sto seppellendo un giornalista, un grande professionista o mio papà, alla fine io mi sono dato solo questa risposta,
E giuro, non è una cosa pronta, è proprio una cosa che ci ho pensato in questi giorni, sapendo che avrei dovuto parlare qui. Mio papà è stato soprattutto un grande e una buona persona. Questo è stato. Grazie per tutto. Grazie Alberto. Io vi chiedo un attimo di pazienza perché anche Renzo Barutta, io chiederei di poter raggiungere il microfono, voleva fare un saluto e immagino che anche se non è nel programma abbiamo ancora qualche istante per ascoltare. Renzo, prego. Brevissimo. Ecco, con Francesco abbiamo perso un amico. Ecco, io sono di Pionca, il suo paese natale, e con lui abbiamo vissuto insieme i momenti della giovinezza. Eravamo un gruppo molto numeroso e coeso all'interno della parrocchia, dove ci si divertiva, si stava insieme, naturalmente sempre condito dal sottile humor di Francesco, che era incredibile, ed era anche un elemento di coesione di tutto il gruppo. E in quelle giornate passate insieme, anche qualche camminata in montagna, in quelle serate fatte insieme avevamo un coordinatore che si chiamava Don Mario Morellato, che c'è ancora, è stato anche poi preside e rettore del seminario di Padova. E con lui abbiamo iniziato a parlare di tanti problemi della società, della politica, e lì è nata un po' anche la passione. Lui mi ha dato molto, penso che nel gruppo anche lui abbia maturato questa esperienza, questa conoscenza. Siamo, come era naturale in quel periodo, subito siamo transitati nella sezione DC di Pionca, poi lui ha fatto il consigliere comunale, io ho fatto altre strade, sempre all'interno della politica, o meglio, abbiamo avuto altre storie come lui giustamente scriveva. Poi naturalmente condivido e confermo, ecco, nella mia esperienza, per averlo conosciuto, tutte le cose che sono state dette. Era veramente una brava persona. Dico solo che con lui abbiamo riallacciato con una certa frequenza i rapporti dopo il 2019, che per la sua terribile esperienza che stava vivendo. Tra l'altro ci siamo fatti anche, come dire, un ritorno insieme con Don Mario Morellato, perché era giusto che ne parliamo. Abbiamo condiviso diverse serate, diverse discussioni, in particolare su un tema che era quello della fede. E credo che lui mi ha dato molto, perché di fronte ai 1000 interrogativi che una situazione come quella che lui ha vissuto pongono, e ci ha anche dato parecchi consigli. Mi ha indicato personalmente parecchi libri che poi abbiamo letto, di approfondimento, perché vivere la fede in determinati momenti è difficile, però fa anche crescere. Ecco, io di questo ringrazio vivamente Francesco, perché è stato per me un'esperienza, lo dico anche a nome del gruppetto di amici con la quale ci siamo trovati. Grazie Francesco. Grazie Renzo. Grazie Renzo. La collega Margherita mi ha ricordato che abbiamo anche un video che vogliamo condividere qui in sala e immagino anche online, per cui chiedo a Margherita e alla regia di lanciare questo video, dopodiché faremo una brevissima conclusione. Prego.
Allora, ringrazio Margherita Carniello anche per questo video. Non posso che ringraziare tutti, dottor Valente. Le chiedo una sorta di breve conclusione, ricordando che non abbiamo commemorato, abbiamo cercato di mantenere viva la memoria di una persona e di un grande professionista. Non so se potrebbe essere un'idea che il Consiglio in una qualche maniera lanci un premio Cassandro. Non so se può avere un senso una cosa giornalistico, un premio giornalistico chiaramente, però le lascio a lei l'ultima parola. È una bellissima idea questa, come io la colgo e la proporrò anche all'attuale ufficio di presidenza. Io normalmente non partecipo mai alle conferenze stampa, alle commemorazioni, agli eventi di questa sala stampa, anche se l'ho voluta. Però stamattina devo dire che sono stato molto contento, perché ho visto intanto che tutti gli interventi sono stati fatti con grande affetto, grande partecipazione. Erano interventi diversi tra loro, ma io li ho trovati veramente uno più bello dell'altro. Da cominciare dal ricordo di Clodovaldo, che io non sapevo addirittura che appunto fossero stati a scuola assieme, dall'intervento del presidente dell'ordine dei giornalisti, ma anche l'intervento del professor Feltrin, perché mi ha colpito molto, perché questo discorso dell'umiltà, di essere persona che sta dietro le quinte, io lo ricordo proprio così, come una persona veramente molto discreta. Era quasi impercettibile, cioè io si può dire che l'ho conosciuto nella seconda fase della presidenza Ruffato, quando abbiamo condiviso tutto quel periodo dei 150 anni dell'Unità d'Italia, perché lui era una presenza impercettibile, un ghostwriter, come non appariva mai. Però io ho potuto apprezzarlo, conoscerlo, soprattutto la profondità del pensiero, perché era un uomo veramente molto profondo. Come mi ha colpito l'esperienza anche del sindaco di Cavallino, perché non capivo questo collegamento tra Cavallino e Francesco Cassandro, perché è bellissima questa cosa, soprattutto devo dire, il sindaco ha detto una cosa bellissima. Cioè ha dato un'immagine di persona che vive, non una persona che muore, una persona che rimane. E vede, lei ha questo testimone che porta avanti con questa presentazione di questo libro, questa esperienza che avete fatto insieme, è bellissima. E mi ha colpito anche questo, come devo dire, il figliolo Alberto è stato veramente molto toccante, perché c'è poco da fare dietro. Sì, è vero il professionista, ma il papà che soprattutto lui ha condiviso questo ultimo periodo, che io penso che io l'ho vissuto anch'io in un certo senso, perché ho perso, non posso dire che sono confrontabili le cose, perché io ho avuto la fortuna di perdere i genitori che erano molto ma molto anziani, però è mancata prima la mamma e quindi io sono stato con mio padre l'ultima parte della sua vita, e devo dire che quell'anno e mezzo è stato come essere stati tutta una vita, perché ha colmato, perché c'è poco da fare quando rimane un genitore, ti concentri solo su di lui, perché sai quanto prezioso è e quanto potrebbe andare via da un momento all'altro. Quindi è bellissima quell'esperienza che hai fatto e te la porterai appunto per tutta la vita, come io me la porto anche quella con mio padre. Ecco. Io ringrazio anche l'ufficio stampa, Margherita Carniello, per questo bellissimo affresco che ci ha dato di Francesco, perché io non lo conoscevo da giovane, non conoscevo la signora, la moglie, però ho visto un grande amore, una bella famiglia, una bella giovinezza, dei bellissimi viaggi, e credo che anche questo, grazie al nostro ufficio stampa e grazie a questa bella iniziativa, credo che questo ce lo portiamo nel cuore, con queste bellissime immagini, belle, positive.
Io vi ringrazio a tutti perché siete venuti qua, sono stato molto contento e adesso vi invito a scendere nella buvette dove avremo un momento di aperitivo tra tutti noi e così ci salutiamo giù in buvette. Grazie.